Sì, a livello locale il PD vince, pensiamo a Rovigo, a Padova, mentre a livello regionale facciamo fatica a sfondare. Buonasera a tutti, la seconda domanda ci vorrebbe un trattato, però cercherò di rispondere magari in modo sintetico. Ma questa mattina noi abbiamo fatto una conferenza stampa perché quello che noi abbiamo sentito questa sera dalle testimonianze dei sindaci è un po' il grido d'allarme che noi sentiamo sia come consiglieri regionali che come deputati da tantissimo tempo. Non è un caso quello che sta capitando nel nostro paese, non è un caso. Io potrei citare tantissimi esempi e tantissimi amministratori che rappresentano le questioni che sono state rappresentate questa sera. Ci sono degli atti che sottendono una cultura da parte del centrodestra e che riguarda anche la regione del Veneto. Io sono consigliere regionale da 4 anni e mezzo e ho avuto la fortuna di partecipare alla famosa commissione statuto. Dico famosa perché, non so se lo sai questo Piero, ma il Veneto è l'unica regione d'Italia che non ha adottato lo statuto regionale, nonostante ne stia discutendo da 15 anni, e credo che nemmeno questa legislatura lo statuto vedrà la luce, insomma, da quello che mi è dato di capire. Questo perché? Perché all'interno del Consiglio regionale una parte consistente del centrodestra sta esprimendo una cultura di dileggio rispetto agli enti locali e lo sta facendo in modo scientifico. Ci sono stati alcuni episodi che io voglio ricordare. La non volontà per esempio di normare con legge regionale il riordino delle comunità montane, che è stata poi impugnata dalla Corte Costituzionale. Ne cito altri, la scelta per esempio di non citare nello statuto, e questo è uno dei nodi per cui non si parla allo statuto, di non citare mai la parola province e di non definire mai i compiti delle province. Su questi due temi, ne ho citati due, ma ce ne sarebbero tantissimi altri che sono emersi nel corso del lavoro all'interno della legislatura regionale. Emerge una cultura che dice una cosa chiara e semplice, che da parte del centrodestra nazionale, da parte del centrodestra in Veneto, non si vuole riconoscere che gli enti locali, in particolar modo i comuni, svolgono una funzione essenziale rispetto all'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini. C'è una visione quasi che va a riconoscere un ente locale, un comune, come un soggetto di spesa e basta. Questo è particolarmente grave perché nella nostra regione stanno accadendo dei cambiamenti molto rapidi che riguardano la demografia, cioè il fatto che per esempio noi viviamo più a lungo è una notizia molto bella, però rispetto al tema dell'assistenza, della spesa sanitaria, della maggiore attenzione che devono avere i comuni, sicuramente implica una capacità di intervento maggiore rispetto agli enti locali. I nostri contesti sociali stanno cambiando rapidamente, penso soltanto al tema dell'immigrazione. Nel 1992 residevano nella nostra regione 32.000 immigrati con contratti di lavoro che avevano fissato la residenza. Oggi 2009, 17 anni dopo, gli immigrati su 5 milioni di abitanti sono 480.000. C'è un tema sicurezza rispetto a questo. Non si può pensare che questo tema si affronti ad esempio non predisponendo un investimento maggiore in termini di controllo del territorio. Penso al tema della polizia municipale, cioè, non ci sono i soldi per pagare le pattuglie, per pagare gli straordinari. Cioè, quando un ente locale pensa a un'azione a favore della propria cittadinanza, una risposta alla propria comunità, quel tipo di azione, quel tipo di atto ha una voce di spesa. Se noi continuiamo a comprimere questa voce di spesa, continuiamo a tagliare, conseguentemente c'è un'incapacità a dare delle risposte. Ho citato per una questione di brevità soltanto due esempi, però non è che si può pensare che attraverso il taglio continuo della spesa corrente, attraverso l'incapacità e la non volontà di rimodulare il patto di stabilità, attraverso il taglio di trasferimenti dell'ICI senza sapere poi come si va a dare una risposta in termini di trasferimenti statali. Come si fa a pensare che la nostra società possa continuare ad essere un contesto in cui sviluppo economico e coesione sociale vanno di pari passo?
Ecco, rispetto a questo noi abbiamo ritenuto, io insieme ad alcuni amministratori, e qui ringrazio Daniela Strollini che ha messo appunto la propria esperienza all'interno dell'ANCI e ha coordinato un gruppo di parlamentari e di amministratori locali per scrivere questo manifesto, abbiamo pensato nell'ambito anche della fase congressuale di utilizzare la fase congressuale anche per dargli contributi di tipo politico e di tipo culturale, rilanciando una serie di proposte. Che sono delle proposte, guardate, che sono fortemente imbarazzanti per il centrodestra, perché questa cosa me la dovete fare dire. L'unica volta in questi 4 anni e mezzo in cui noi siamo riusciti a mettere in difficoltà il centrodestra in Veneto è stato quando noi abbiamo cavalcato la protesta del 20% dell'IRPEF per i sindaci. Quello è stato l'unico momento serio in cui la Lega è entrata in imbarazzo e in cui c'è stata una grande difficoltà perché tantissimi amministratori di centrodestra, di piccoli comuni, che magari non si conoscevano sull'esperienza strettamente un'esperienza del partito della PDL e della Lega, si sono trovati in imbarazzo e hanno dovuto riconoscere che quel tipo di proposta era una proposta che andava a denunciare un'incapacità da parte del governo nazionale e da parte della regione di riconoscere i comuni come erogatori di servizi alle persone. Quello è stato l'unico momento. Allora, l'idea nostra è che la fase congressuale, al di là della funzione che rappresenta questa cosa, penso che debba essere una cosa che noi dobbiamo portare avanti trasversalmente, perché deve essere una delle battaglie che cominciamo poi successivamente a F5 come partito. Sul tema degli enti locali dobbiamo incalzare fortemente un'azione di opposizione. Noi abbiamo proposto alcuni punti, li cito per una questione di brevità. Abbiamo proposto l'attuazione rapida del federalismo fiscale, soprattutto nell'ordine di perequare le disparità che ci sono tra gli enti locali e le regioni che hanno statuto ordinario e quelli che hanno statuto speciale. Abbiamo proposto il reintegro totale di quanto è stato sottratto attraverso l'operazione dell'azzeramento dell'ICI. Abbiamo proposto la rimodulazione del patto di stabilità, una cosa per esempio che io ho scoperto durante la finanziaria regionale 2009, dove io ho proposto un emendamento che è stato sistematicamente bocciato, perché poi in Camera Caritatis ti dicono hai ragione, poi quando si va in aula te lo bocciano, è che per esempio la percentuale del patto di stabilità viene data da una media, però si possono svincolare alcuni settori di spesa. Allora, siccome ci eravamo accorti che le feste di cacciatori erano pagate senza patto di stabilità e che il pagamento veniva fatto a 180 giorni e che i servizi sociali, alcuni servizi sociali, per esempio le cooperative, venivano pagati a 480 giorni, avevamo chiesto che nella finanziaria regionale per alcuni capitoli riguardanti la spesa corrente si privilegiasse uno svincolo del patto di stabilità. Non voglio aprire una polemica padovana, ma qualche autorevole esponente del centrodestra padovano che si occupa di servizi sociali era d'accordo in Camera Caritatis, poi i consiglieri di riferimento chiaramente hanno bocciato questa cosa.